Su questo video sulle malattie autoimmuni perché molte persone negli ultimi anni mi hanno chiesto se il mio lavoro poteva essere di aiuto a diverse patologie. Io ho sempre detto, sinceramente non lo so e non ero mai confidente per dire questa cosa può aiutarti, non può aiutarti. Dicevo, guarda, fai tu. Per me ha aiutato moltissimo per la mia psoriasi, per altre persone anche, però non avevamo o non avevo molti casi e molti esempi da mostrare per dire sì, questa cosa ti aiuterà. E ora sono passati diversi anni da quando faccio questi video, da quando ho iniziato questo percorso di Mind Body Therapy sia da terapista che anche da paziente, e posso dirti che molte delle tecniche, delle cose che ti dirò, ti aiuteranno se soffri di malattie autoimmuni. Parlo principalmente di malattie autoimmuni come Raynaud syndrome, colite ulcerosa, psoriasi, eczema. E queste sono tutte problematiche croniche che la medicina convenzionale cerca di sostenere attraverso farmaci, principalmente. Vanno un po' oltre quello che era il mio lavoro da fisioterapista inizialmente. Se non mi conosci, mi sono laureato in fisioterapia oramai nel 2022 e da quel momento avevo capito che non era la mia strada. La fisioterapia classica non era la mia strada e il mio collo, quindi cervicalgia cronica, era guarito senza la fisioterapia classica, e la mia psoriasi, che ancora comunque ti dico non ne sono uscito totalmente, ma è molto più gestibile, non è un problema nella mia vita, adesso è molto gestibile, a volte non la sento neanche. E quindi ti parlo per esperienza personale. Quello che solitamente si fa nelle malattie autoimmuni, o almeno quando si arriva ad avere una diagnosi, la si ha solitamente dal reumatologo attraverso dei test. Ci sono fattori che sono collegati alla malattia autoimmune come la parte di carattere, la parte di personalità. Sono tutte insomma persone che hanno una personalità sensibile. Hanno avuto un passato molto traumatico, soprattutto nei 0 ai 13 anni, nell'adolescenza. E poi sono andato incontro magari a ulteriore stress nell'età adulta e poi hanno avuto dei sintomi molto variegati. Chi arriva con una malattia autoimmune, che invece con problematiche di dolore cronico. In realtà tutte queste cose, per quanto sembrano diverse, perché ci sono una marea di malattie autoimmuni, vanno a collegarsi su un sistema nervoso ipersensibile, su particolari caratteristiche di personalità, ovvero quella del compiacimento agli altri, non riesco mai a dire di no, l'ipercontrollore, comunque stiamo parlando di problematiche anche mentali molto, molto comuni. Quindi è un grande recipiente di problematiche al sistema nervoso centrale e al sistema immunitario, ovviamente. I due sono cugini, il sistema nervoso e immunitario sono cugini. Se uno è sbilanciato, è sbilanciato anche l'altro. Quindi molte persone che soffrono di dolori cronici hanno magari malattie autoimmuni, oppure viceversa, malattie autoimmuni e anche dolori cronici o sintomi cronici, acufeni, problematiche di deglutizione, liti, stiamo parlando di congiungivite, di glaucoma, questa è anche una malattia autoimmune. Insomma, ce ne sono veramente tantissime. Molte persone arrivano ad avere sintomi aggravati dopo la diagnosi del medico. Questo ci fa capire che c'è una componente mentale preponderante. Questo non va a sminuire il fatto che esiste un'infiammazione locale, esiste una problematica di anticorpo, quindi non sto sminuendo totalmente quello che la medicina convenzionale dice, che sono quindi problematiche di sistema immunitario. Quello che però non dice è che la radice sta nel come ci rapportiamo a noi stessi, nel come abbiamo imparato a rapportarci a noi stessi. Quando abbiamo vissuto un trauma, qualsiasi esso sia, andiamo incontro a uno shift, a un cambio di marcia del sistema nervoso, o che va verso ad alti giri o che va a bassi giri, e possono quindi rivelare tutte le altre problematiche di stanchezza,
senso di fatica cronica, ok? Esempio, cosa che non è sotto l'ombrello di malattie autoimmuni, la fatica cronica, ma se parliamo del long covid, può essere considerata anche una malattia autoimmune, per esempio, anche se sono sicuro che lì ci saranno medici che mi guardano e che dicono: "Ma cosa stai dicendo?" Eh, Abbiamo capito insomma che il calderone delle problematiche legate al sistema nervoso e al sistema immunitario sono altissime. Ma perché ti sto parlando di questo? Perché il lavoro sul sistema nervoso e il dolore cronico che faccio con i miei pazienti e clienti è lo stesso che puoi replicare per le malattie autoimmuni. E non sono contro la medicina convenzionale, ma se non migliori e continui ad avere una marea di sintomi che girano nel tuo corpo senza trovare una soluzione, per forza il lavoro che ti sto per introdurre può avere un grande risultato su di te. Lo dico perché molte delle persone mi scrivono dicendo: "Alessio, so che hai sempre detto che non ti occupi di malattie autoimmuni, ma con il tuo lavoro, con le tue meditazioni, con la struttura espressiva, ho raggiunto dei risultati che mai avuto con nessun altro dei lavori." Quindi quello che solitamente si fa è entrare in un percorso introspettivo, capire che tutto quello che sentiamo è legato alle emozioni, è legato al nostro mindset, è legato a quello che abbiamo passato da bambini, a quello che abbiamo dovuto passare. Ora non bisogna più dare la colpa al passato, non possiamo più dare la colpa ai nostri genitori e non possiamo più dare la colpa a quello che è successo. Il lavoro quindi è scrivere è uno dei primi lavori che posso dirti di provare. Non dico che devi entrare nel mio percorso, ma puoi farlo direttamente tu, gratis. E questi video che sto facendo sono appunto per invogliarvi a provare, a testare. È una scrittura espressiva. Questo lavoro del dolore cronico si sta espandendo alle malattie autoimmuni. Sempre più persone stanno avendo dei risultati su questo. Esempio, artrite reumatoide. E hanno notato che non solo l'emicrania andava meglio, la mal di schiena andava meglio, ma anche l'artrite reumatoide. Quindi cosa vuol dire? Che è tutto collegato, è veramente tutto collegato. Quando arrivate a fare questo percorso, che lo potete fare anche da solo, lo so che ci vuole molta disciplina e molto coraggio ad esprimere cose su carta, e se non sapete com'è il lavoro sulla scrittura espressiva, potete andare sul mio sito web o sui link in descrizione, trovate già una guida. La maggior parte in realtà delle persone inizia questo lavoro con: devo meditare 3 volte al giorno, devo fare scrittura espressiva 2 volte al giorno, se non lo faccio non va bene. E quindi entriamo in questo mindset di controllore. Quello che poi in realtà molti di noi hanno sperimentato nella vita, no, il fatto di avere sempre tutto incasellato, strutturato, e quindi portare quella vita anche nella terapia, anche nell'esercizio terapeutico, cosa che in realtà non fa bene a nessuno. Anche se inizialmente c'è una sorta di effetto placebo nell'iniziare questo percorso, e quindi avere un abbassamento dei sintomi solo perché nel tuo cervello, nella tua idea, hai trovato qualcosa che può iniziare a dare sollievo al tuo sistema nervoso. E quindi funziona, ma funziona per un certo punto, fino a che quel controllo, quella mania di controllo che abbiamo molti di noi che soffriamo di malattie autoimmuni o di dolori cronici, mettono a disposizione anche nella terapia, nel momento in cui facciamo terapia verso noi stessi. E non dobbiamo fare troppo. Non c'è il modo perfetto di fare tutto ciò. Sono esercizi che devi fare con pazienza e devi fare con gentilezza verso te stesso. Perché se sei arrivato al punto di avere malattie autoimmuni, non dico che è colpa tua, ma ci hai messo anche sicuramente del tuo, ovvero di controllare qualsiasi cosa. Hai iniziato a controllare come mangi, come ti muovi, come dormi, e le tue emozioni. Il controllare le emozioni vuol dire sopprimere le emozioni. Essere sempre gentile con gli altri, mai con te stesso. Se questo ti risuona, probabilmente anche durante la terapia
questo lo vedo settimanalmente con i miei pazienti, che ci sono persone che vogliono fare tutto in modo perfetto, tutto in modo ottimo, in modo performante, in modo efficiente. Lo so che è difficile dire, io voglio però risolvere questa situazione di dermatite, di Raynaud syndrome, voglio farlo il prima possibile, nel modo più veloce possibile, ma non funziona. Non funziona questo mindset, questo approccio. Quante persone ho seguito che inizialmente avevano grandi miglioramenti e poi sono ritornati ad avere una sorta di plateau, una sorta di stallo. E questo stallo molte volte è arrivato perché volevano raggiungere il risultato nel migliore modo possibile. Quando in realtà dobbiamo capire che dobbiamo mollare la presa. Anche nel voler guarire, dobbiamo mollare la presa. Perché quante volte ti sarà capitato che vuoi una cosa talmente forte e più la vuoi e più non arriva. Quando invece hai lasciato totalmente la presa, le cose cambiano. Non è una coincidenza, è proprio perché è come se l'energia che porti per raggiungere quell'obiettivo è un'energia, è una vibrazione di paura. Invece di dire rimango in pace, qualsiasi cosa succede, io comunque sto già bene, perché non è un qualcosa che mi porterà ad un fin di vita. Invece il tuo sistema nervoso nel voler assolutamente un qualcosa è costantemente switchato in on. E quel sistema nervoso e il sistema immunitario sono sempre in continuo lavoro, anche se non fai assolutamente niente, ma con la testa sei sempre al devo risolvere, devo trovare la soluzione. E quindi vai costantemente a leggere su Google miliardi di terapie possibili, le provi tutte e nessuna in realtà funziona per lungo termine. Funzionano all'inizio perché ti danno quell'effetto placebo e poi dopo pian piano iniziano a non funzionare più. Ora, parlando anche di effetto placebo, ciò non vuol dire che l'effetto placebo è semplicemente qualcosa che dobbiamo evitare. No, noi dobbiamo usare l'effetto placebo per lungo termine. L'effetto placebo in realtà è l'autoguarigione, è il pensiero che comanda il corpo. A quel punto, quindi, se rimaniamo gentili e pazienti con noi stessi, facendo la scrittura espressiva, meditando, ok, nei modi che magari vedi anche sui miei video YouTube, vedrai dei risultati. Quando vedrai dei risultati sarai sicuro che sei nella direzione giusta. Quando vedi che i risultati iniziano a calare, cala anche la tua aspettativa, perché probabilmente la tua aspettativa è: vedi, non sono io capace, vedi, questa cosa non funziona, agli altri funziona, a me non funziona. E quante persone ho visto che sono arrivate al 90% di sintomi in meno, nonostante il 90% non erano tranquilli, non erano soddisfatti. Come dire, devo arrivare al 100% se non sono guarito. Ma cosa vuol dire? Che la tua migraña del 90% in meno, il tuo mal di schiena del 90% in meno, non sei guarito? Beh, qual è l'aspettativa che ti stai dando? Non voglio dire che non arriverai al 100%, ma dobbiamo essere grati di dove siamo, e accettare dove siamo e lasciare la presa totalmente del dire voglio arrivare al 100%. Arriverà di conseguenza. Se rimane una vibrazione di accettazione, di pace, di gratitudine per chi sei, per quello che hai, senza dire devo arrivare a quel punto assolutamente. Ciò non vuol dire che non devi arrivarci in futuro. Non fraintendere le mie parole. Anch'io ho degli obiettivi molto grandi, no? Per dire, creare una scuola e un'accademia di terapisti che insegnano quello che sto insegnando io a te su YouTube a sempre più persone. E ciò non vuol dire che non devo avere quell'obiettivo e ciò non vuol dire che non devo avere quella visione, ma non devo essere assetato di devo arrivare, perché questo mi crea ansia, mi crea aspettativa, mi crea un sistema nervoso che è in costante affanno. Non possiamo vivere così. E molto probabilmente stai vivendo così
nella tua vita e vivrai così anche nel raggiungere l'obiettivo della guarigione. Quante persone fanno 100.000 cose diverse di terapie, ma non capiscono che in realtà il problema non è lì fuori, non è nella superficie del corpo, è nel dire al nostro sistema nervoso, ai nostri sintomi, a queste intelligenze, che nonostante ci sono, noi le abbiamo, le accettiamo per come sono, che dobbiamo accettare anche noi, siamo a parte di loro. È come dire: "Non accetto me stesso". Non puoi non accettare te stesso. La malattia autoimmune infatti è una sorta di avversione a te stesso. Fammi sapere insomma se questa cosa ti risuona, se il mio lavoro ti ha aiutato, hai sofferto di malattie autoimmuni e stai meglio, scrivimi via mail a info@venezianotherapy.com. Vorrei capire meglio la storia e magari riusciamo io e te insieme a dare sempre più speranza alle persone che oggi, stanno ancora soffrendo di malattie autoimmuni e continuano solo magari a prendere farmaci e non capiscono qual è il lavoro che devono fare su loro stessi. Però non vuol dire che la psicoterapia non bisogna farla, ciò non vuol dire che la medicina convenzionale non posso seguirla, ma nel mentre possiamo fare qualcosa verso noi stessi, iniziando dalle meditazioni, iniziando dalla scrittura espressiva, iniziando a capire come funziona il nostro sistema nervoso unitario verso i sintomi, così che la nostra paura va giù, iniziamo a muoverci di più perché non abbiamo paura dei sintomi. È la paura veramente che porta avanti un sistema nervoso ipersensibile. La paura, non la pace, non la gratitudine. Spero che insomma questo video di almeno lo start, l'approccio di andare avanti e di non mollare qui, perché veramente se io sono ritornato a stare bene dalla psoriasi senza nessun farmaco, senza nessuna crema, pomata miracolosa, beh, probabilmente anche tu potresti giovare di questi benefici. A presto e ci vediamo al prossimo video. Ciao.